Sì, sì, questa cosa è nata proprio come una scommessa. Dopo che ho fatto un viaggio in Olanda, diciamo, sono andato a visitare un parco naturalistico che c'è a Keukenhof, che è qualcosa di fenomenale. E da lì, niente, ho detto perché non provare a replicare qualcosa in piccolo anche qui in Sardegna. Eh, Ci credevo, però ero molto scettico perché comunque siamo un paesetto di 300 abitanti e non pensavo neanche che avesse tutto questo riscontro. Però grazie ai social, che comunque oggigiorno sono diciamo, uno strumento importantissimo per far conoscere, diciamo, il territorio e non solo, abbiamo avuto da subito un ottimo risultato. Dall'anno scorso facciamo due eventi, quello primaverile e quello autunnale. L'anno scorso abbiamo chiuso con circa 40.000 presenze, che comunque per Turri non è poco. Sì, è la cosa fondamentale, perché se ognuno di noi continua a camminare da solo non abbiamo molta strada, perché comunque la Sardegna è piccola, i visitatori sono quelli, quindi dobbiamo riuscire ad andare oltre la Sardegna, oltre il territorio nazionale, internazionale, perché comunque il nostro territorio vale tanto, però ci dobbiamo far conoscere. Per farci conoscere dobbiamo fare rete tutti insieme.